Vi racconto la storia. Sì, quella con la S maiuscola, quella fatta di sacrifici, di tradizione, di mani nel fango, di notti insonni, di dubbi, di giornate no, di buona sorte, di passione e di bei sentimenti. Vi racconto la storia, quella che si tramanda di padre in figlio, quella che si costruisce giorno dopo giorno, tassello dopo tassello, a creare un puzzle di cui forse la fine è ancora lontana. Vi racconto la storia, quella che uomini e donne del nostro territorio stanno scrivendo, con le proprie aziende, le proprie forze, con il proprio impegno. Vi racconto la storia. E voi? Avete voglia di ascoltarla? È un'azienda di famiglia, tutto nasce dal grande papà, il commendator Mario Salvagno, uno dei personaggi carismatici del nostro territorio qua di Grezzana, e l'onore di averlo come papà perché è lui da umili origini, dove legate al territorio, legate all'olivicoltura dal 1895, ha ben pensato di portare avanti quello che è un valore che è l'olio d'oliva da prima spremitura a freddo. Questo penso che erano agli albori, perché si lavorava con il salto della staccionata con l'olio cuore, e invece l'olio d'oliva stava sempre più prendendo piede. Il Veneto è certamente un territorio favorevole alla coltivazione dell'olivo e alla produzione di olio di prima qualità. A Grezzana sorge un'azienda che dal 1895 si dedica con amore al proprio territorio e alla produzione di extravergine di oliva, davvero molto apprezzato in Italia e in moltissimi paesi al mondo. Il salto generazionale è stato quando da olivicoltori, da contadini, da lavorazione con le damigiane, c'era lo scambio della damigiana di farina con quella dell'olio tra contadini, c'era proprio una lavorazione dentro le corti, da cui è nato corte dell'azienda che è Re d'Oro, nata dalla corte regina, la nonna regina e il nonno Isidoro. Questo è diventato un po' il nostro marchio aziendale, e quando sono uscito di scuola ho detto: papà, qua bisogna che diventiamo un po' più grandi. Un po' più grandi cosa voleva dire? Mantenere la qualità, l'originalità, il 100% italiano, e cercare di esportarlo il più possibile nel mondo. L'entusiasmo era tanto, e quindi lui ha detto: ok, bene, comperiamo l'antico frantoio di Mezzane, una delle zone inestimabili di altissimo valore aggiunto come qualità. Lì avevamo attorno tantissimi produttori che veramente ci hanno seguito da subito. Hanno visto questo ragazzo giovane, perito agrario, quindi venivo fuori da un'estrazione proprio di formazione olivicola, e quindi tutti ci hanno dato fiducia. La fiducia che ci hanno così affidato è stata quella del dire: ok, le olive non le trasformiamo più per noi stessi e per l'uso familiare, ma bensì le cediamo, queste olive, al frantoio Re d'Oro. Lui le trasforma, le confeziona e le vende nel mondo. Così è stato, e se per qualcuno oggi è una moda, noi da sempre abbiamo fatto sempre il 100% italiano, solo denominazione d'origine protetta, Veneto DOP, di cui siamo stati i pionieri, siamo stati il primo olio Veneto DOP, nasce dalla nostra azienda, di cui oggi io ne sono il presidente del consorzio. E qui è stata l'evoluzione, c'è stata una ricerca sempre più alla certificazione del prodotto, quindi tutti i nostri produttori ci hanno nuovamente creduto e hanno voluto certificare i propri oliveti. Oggi il Veneto conta 1100 produttori con 1000 ettari di oliveti certificati, e questo diventa un bagaglio di nozione da poter spendere anche presso i nostri consumatori che sono sempre più attenti, dal Giappone all'America, alla Russia, al nord Europa, e vogliono un prodotto certificato.
Prodotti garantiti e certificati di Redoro. Ci si può fidare. Lo hanno capito i coltivatori della zona che confluiscono il proprio raccolto al frantoio aziendale. Lo hanno capito i consumatori che da anni rinnovano la propria fiducia in questa azienda, acquistando i suoi prodotti. Tutto il ciclo di produzione dell'olio extravergine di oliva Redoro è rispettoso dei migliori e più tradizionali metodi di lavorazione ed estrazione a freddo. È stata una sfida perché, come sapete, le famiglie grandi possono avere anche sempre dei pro e contro, invece noi abbiamo proprio voluto sin da subito che tutti i membri della famiglia lavorassero all'interno dell'azienda. Ci siamo divisi i compiti, io seguo la parte commerciale di sviluppo, mio fratello Lorenzo segue la parte produttiva e mia sorella Valeria segue la parte amministrativa e quindi la nostra colonna portante per quanto riguarda la parte finanziaria, e mia sorella Paola segue la didattica, essendo maestra d'asilo venendo da questo mondo. La mamma è ancora, che si chiama Isidora non a caso, ed è ancora la patrona che ci segue un po' dall'alto in modo da tenerci tutti ben coordinati. Io direi che penso che questa sia la nostra forza, perché l'unione è quello che è importante, l'importante è dividerci i compiti, che non ci siano accavallamenti, e poi insomma le linee guida sono quelle che sono state dettate dal grande cavaliere e pertanto noi cercheremo di portarle avanti. Qui ci si sveglia prestissimo la mattina perché ogni giornata è sempre più lunga e non ce n'è mai abbastanza. Adesso in questo periodo è il periodo proprio cruciale dove dobbiamo produrre, quindi si parte dai nostri impianti che stanno lavorando 24 ore proprio perché dobbiamo avere la fragranza e la freschezza dell'oliva appena fatta. Ecco che i contadini partono la mattina per la raccolta, arrivano la sera con le loro olive fresche ed è importantissimo per noi riceverle fresche, proprio perché in questa maniera abbiamo una qualità altissima. Quest'anno il Veneto produce la miglior qualità in assoluto proprio perché nell'entroterra tutti hanno lavorato bene, i contadini già da quest'estate erano in campagna a controllare le loro olive, non le hanno trascurate ed oggi ci troviamo un prodotto veramente buono che arriva al frantoio. Ecco che la nostra giornata tipo è quella di ricevere queste olive, selezionarle, ogni giorno le controlliamo accuratamente e già sappiamo che i nostri contadini che hanno lavorato bene ci porteranno comunque un'oliva eccezionale. Vediamo che viene divisa per varietà, viene divisa per tipologia, vengono separate le varietà biologiche da quelle tradizionali e ogni produzione ha la sua linea. Ecco che io mi occupo proprio di questa parte, quindi la parte produttiva, e non solo negli impianti di lavorazione ma anche negli impianti di confezionamento. Ecco che il nostro impianto è un impianto che lavora circa 35-40 quintali ora, ecco che quest'anno è stato messo a dura prova proprio perché tutti i contadini hanno raccolto immediatamente l'oliva e questa cultura che si sta generando all'interno anche delle persone di avere l'oliva fresca porta anche a una parte produttiva nostra che si deve un attimo ogni anno aggiornare, proprio perché nel tempo il tempo di raccolta, il tempo di spremitura è talmente ristretto che bisogna concentrare tutto in poco tempo. Ecco che quindi è necessario avere macchine veloci, macchine che garantiscono comunque la spremitura a freddo, alla quale noi ci teniamo tantissimo, macchine che danno la performance migliore, sia dal punto di vista appunto dei macchinari di produzione che di quelli di confezionamento. Noi lavoriamo cercando di preservare al massimo le caratteristiche, quindi abbiamo impianti che utilizzano anche l'azoto al posto dell'ossigeno, in maniera che l'ossidazione sia limitata al massimo, sia dall'oliva e sia nell'olio nel momento che va in bottiglia. Cerchiamo appunto di ottimizzare con serbatoi di acciaio inox lucidati a specchio di aziende veronesi, macchinari che sono tutti italiani dal punto di vista appunto dell'imbottigliamento ma anche della produzione. Ci teniamo a tenere una certa territorialità anche nel settore impiantistico, quindi tutti i nostri impianti sono fatti interamente da aziende italiane, aziende veronesi o aziende comunque italiane. I segreti della creazione del perfetto extravergine di oliva 100% italiano sono tramandati di generazione in generazione da oltre 100 anni, ma la famiglia tiene sempre al primo posto, nella scala dei valori, l'amore per il proprio lavoro.
siamo riusciti veramente a dare questo filone di prodotto garantito al consumatore. L'olio è buono non perché lo diciamo noi, ma perché lo facciamo certificare. Il nostro consorzio di tutela ne verificano tutte le fasi di lavorazione, gli olivicoltori conferiscono in giornata l'oliva, la portano in giornata, noi siamo bravi a fare con i nostri 3 frantoi di produzione dal lago di Garda alla Valpantina a Grezzana e a Mezzane, riusciamo in tempo reale a lavorare le olive, perché il minor tempo che passa dalla raccolta alla lavorazione migliore sarà l'olio. Quindi oli di bassissima acidità con un ottimo contenuto di polifenoli e di sostanze antiossidanti. Questo è la vera garanzia e la qualità dell'olio Redoro, che si trova su tutti gli scaffali, sui tavoli dei migliori ristoranti e perché no anche la pizzeria, perché una buona pizza condita con un filo di olio Redoro e direi che cambia la vita. L'Arena presenta Si parte inizialmente dalla parte in campagna, che finora era legata molto alla tradizione, molto all'alzarsi alla mattina del contadino, vado a trattare, non vado a trattare, devo fare, non devo fare. Oggi invece la tecnologia ci aiuta. Prossimamente metteremo delle ecotrappole legate a ogni pianta, nel raggio di ogni 7-8 km, con delle telecamerine che vanno al solare, collegate direttamente ai nostri palmari, e in diretta abbiamo il monitoraggio delle catture. Ecco che in questa maniera ci consente di dare in tempo reale un SMS al contadino quando si deve intervenire e quando non si deve intervenire. Questo sistema ci garantisce sicuramente qualità, meno sviluppo di focolari che possono svilupparsi, e quindi ci troviamo tutti questi problemi in Italia proprio perché a volte in campagna ci si va sempre meno, il tempo è meno per andarci, bisogna utilizzare anche la tecnologia. Questo fa parte della ricerca dello sviluppo. La tecnologia si fa sempre più strada nella lavorazione del settore agricolo, ma questo non deve spaventare il consumatore. Anzi, il supporto tecnologico è fondamentale per garantire prodotti di qualità superiore. Gli standard Redoro sono molto alti e per rientrare in essi bisogna lavorare con cura il proprio terreno, ascoltare i consigli dell'agronomo, raccogliere al momento giusto, curare eventuali malattie delle piante. Non a caso il Veneto è in trend positivo nella produzione di olio. Mio padre mi ha sempre insegnato di essere leale, coerente e costante, e soprattutto, se hai dato una parola, mantenerla. Assaggiavamo le partite tutte le mattine e quindi tutte le mattine 7-8 piccoli bicchierini me li faceva trovare sul tavolo e dicevamo: ma tu che sensazioni ti dà? L'olio è una sensazione unica al mondo, perché ogni giorno cambia, non è come altri prodotti standard che rimangono standard nel tempo. L'olio invece è in continua mutazione, lui continua a cambiare profumi e aromi. Tenete presente che da quando nasce al massimo dell'espressione del fruttato, del fresco, della foglia. Nel tempo, passato già 2 settimane, si sente l'erba verde, poi si sente il muschio, poi va a sentire quelle note retrogustative del carciofo, della mandorla acerba. Quindi bisogna anche saper mettere insieme tutte queste, io le chiamo partite, ma perché sono tanti piccoli produttori che messi insieme danno questa esplosione di profumi e di aromi, e questo non è altro che esperienza, e continuavo anche a dirlo, mi raccomando, assaggia e assapora, e a volte magari più sbagliando dicevo: guarda che questa è una provenienza, non è una caratteristica, ma questo è il terreno, ma questa è l'esposizione al sole. Lui era in grado di distinguere tra una vallata che prendeva il sole alla mattina rispetto alla sera. Io magari ancora no, ma cerchiamo di mettercela tutta, insomma. Arrivo dal mondo della scuola, diciamo, e poi mi sono proprio inserita nell'ambito della mia azienda, proprio, e mi occupo delle scuole, quindi a partire dai bambini, poi le elementari, grandi, perché in tutto il mondo secondo me è importante la cultura, conoscere l'olio, allora è importante poi anche per la valorizzazione.
mi occupo delle visite guidate all'interno delle aziende e le accoglienze dei gruppi. Parto proprio dagli olivi, dal terreno, quindi la raccolta degli olivi con le reti, con i rastrelli, per far proprio conoscere il terreno. Poi si passa al frantoio, si macinano le olive, segue tutto quanto il procedimento e si conclude con la degustazione dell'olio. Il mio papà ha convalidato, diciamo, la mia passione. Per cui mi ha lasciato spaziare nelle scuole e quando arrivavano i pullman anche lui la parola finale la faceva lui, quindi portava pane e olio, interrogava un po' in maniera scherzosa gli insegnanti, i professori sulla resa, sulle qualità, per cui diciamo è stato quasi un completamento e un sigillo alla mia passione. La famiglia Redoro è molto unita, ogni membro ha trovato la giusta collocazione e la giusta dimensione in cui crescere e sviluppare le proprie passioni. Dalla produzione al commerciale, dalla didattica all'amministrazione. Un po' l'esperienza del mondo dell'agricoltura l'ho vissuto fin da piccola perché in campagna raccogliere le olive, raccogliere l'uva, raccogliere le ciliegie, cioè comunque ho frequentato, diciamo, la mia infanzia era comunque anche passare qualche pomeriggio nei campi, però così era più un divertimento, tra virgolette. Sono qui in azienda, mi occupo di amministrazione, sono un po' un attimo supervisore anche delle ragazze collaboratrici, quindi contabilità. Adesso in questo periodo che c'è tutta la parte del frantoio seguo praticamente tutti i produttori, quindi tutta la parte burocratica di carte relativamente al frantoio, pagamenti soprattutto, quindi sono il pagatore aziendale. Senza passione non si può fare nessun prodotto, proprio perché la tecnologia è vero che ti aiuta, ma bisogna saperla usare, bisogna saperla adoperare e riuscire a mettersi l'anima. Mio padre mi ha trasmesso tutta la passione e tutte le conoscenze che lui ha impiegato una vita per averla, ecco. Io ho cercato di farne tesoro il più possibile e tuttora ne trago benefici perché sono cose che si tramandano, sono segreti che delle volte anche piccole cose, piccoli suggerimenti che ti servono per evitare errori, evitare di avere problemi qualitativi ed avere sicuramente un alto standard qualitativo. E adesso che è mancato il mio marito, sono, diciamo, tutti e 4 i figli, sono contenta che portano avanti l'azienda Redoro, ecco, tutti uniti, lavorando e collaborando assieme a vicenda, insomma, ecco. Sto qua, se mi chiede qualcosa che rispondo, non so, accetto la gente se posso dirgli una parola di quello che so io, ecco. L'importante è che vadano loro avanti e portano avanti quello che papà ha incominciato, ha creato l'azienda, ecco, che loro proseguono tutti uniti assieme, tutti 4. Redoro ha una grande esperienza nel settore olivicolo e ama condividerla con tutti i coltivatori della zona per far sì che tutti possano aver modo di coltivare al meglio il proprio terreno. I 2 frantoi, quello di Grezzana e quello di Mezzane, possono essere visitati e tutti possono toccare con mano la qualità con cui vengono lavorate le olive, anzi i 25.000 quintali di olive all'anno. Gli agronomi ti dicono un paziente si può dire se sta male al dottore, il dottore interviene. Le piante invece ci devi te parlare per capire se la pianta sta male. La stessa cosa è l'olio. Se l'olio uno ha una passione riesce a curarlo come un piccolo, quindi un bambino lo si tiene coccolato, lo stesso è l'olivo, lo stesso è l'oliva e l'olio che otteniamo. Sogni tutti i giorni, ogni giorno ci cerca di inventare, far tesoro di cose che si vedono e riuscire a trasmettere questi sogni in un prodotto che magari noi ogni giorno portiamo sulle tavole dei consumatori. Tutta l'azienda è rigorosamente biologica e le aziende di famiglia e quindi questo ci permette veramente di cercare tutte le prove possibili, i test possibili per poi andarlo a estendere come esperienza a tutti gli altri. Non siamo gelosi della nostra know-how, della nostra conoscenza, ma la portiamo a disposizione di tutta l'olivicoltura. Come Redoro siamo molto orgogliosi di essere
presenti all'interno di un territorio così meraviglioso come il Veneto. Noi siamo nel cuore della Valpantina, a Grezzana, e direi che è una delle regioni più belle d'Italia, perché non solo perché ci siamo nati, ci lavoriamo, ci siamo cresciuti, ma anche perché attorno a noi c'è un paesaggio bellissimo, dal vino all'amarone fino ad arrivare all'olio e le ciliegie, perché no, sono dei prodotti che veramente entrano nella nostra quotidianità e sono delle eccellenze che sono riconosciute nel mondo. Quindi veramente orgogliosi di essere veneti e di portare avanti dei prodotti di eccellenza. Questa è la nostra mission, questa è la nostra ambizione, l'ambizione di crescere in qualità, crescere anche in diffusione e, perché no, cercare di far assaporare queste poche gocce in tutte le parti del mondo. Penso che sia uno dei valori inestimabili, perché l'olio italiano ce n'è poco, se ne produce, noi siamo i piccoli produttori del Veneto e ci guardano tutti come delle perle di eccellenza. Penso che sia un valore inestimabile anche per un giapponese poter assaporare queste primizie che, come le mangiamo noi sul nostro tavolo con la nostra famiglia, penso che sia doveroso anche fargliela conoscere al resto del mondo. Un invito a tutti gli appassionati, i cultori dell'olio d'oliva, perché dovete venire in azienda a visitare i nostri frantoi, perché è lì che si tocca con mano i profumi, gli aromi di quello che noi facciamo. Da un'oliva semplice si riesce a ottenere poche gocce di olio, ma con un valore inestimabile sia per la nostra alimentazione e anche per i profumi dei nostri piatti che andremo a condire. Quindi venite e visitate qualsiasi frantoio del nostro territorio, meglio ancora Serre d'Oro, perché veramente è un bagaglio di nozione e un'esperienza per i vostri bambini, per le vostre famiglie e anche gli anziani. Tenete presente che un buon extravergine abbassa il colesterolo, migliora i trigliceridi e non solo, ma è consigliato in tutte le diete del Mediterraneo. Arrivederci da